Aveva promesso di non avvicinarsi più né a lei né alla sua famiglia, ma la notte scorsa le ha telefonato nascondendo il numero. Inoltre, lunedì non si sarebbe presentato alla caserma dei Carabinieri di Ferrara per la firma come disposto dal giudice, violando così due diverse misure in poco tempo, decise dopo gli episodi nei confronti della ragazza padovana, ultimo la minaccia con le forbici avvenuta a Mirano. Dal reparto di psichiatria dove era stato ricoverato a Ferrara, il 19enne si era scusato dicendo di soffrire di bipolarismo e di volersi curare. Era riuscito anche a parlare con Gino Cecchettin, scusandosi per i post sui social in cui definiva Filippo Turetta un esempio da seguire. Ma il suo pentimento è durato poco, perché è tornato alla carica. Ora gli è stato messo il braccialetto elettronico alla caviglia, come lui stesso ha voluto documentare sul suo nuovo profilo Instagram. Il dispositivo è previsto scatti sia entro i 500 metri dall'ex fidanzata, sia se dovesse avvicinarsi alla stessa distanza alla zia di Mirano che l'ha ospitata per 3 settimane.